Ciao da Chris e benvenuti in questo canale. Con il video di oggi vi porterò a conoscere 5 posti assolutamente indimenticabili in una natura veneta che sa stupire passo dopo passo. Dai laghi ai fiumi, dalle colline alle montagne, vedremo degli scenari assolutamente perfetti per una giornata fuori porta all'insegna della scoperta. Siamo a Rozzo, sull'altopiano dei 7 comuni, sulla parte occidentale di questo bellissimo comprensorio. Il nostro itinerario parte direttamente dal centro del paesino di Rozzo, nell'altopiano dei 7 comuni. Qui è interessante vedere l'antico lavatoio e il monumento ai caduti, ma noi siamo qui per raggiungere una tra le più belle cascate, la cascata del Pa. Il sentiero inizia subito dopo la statua dedicata agli alpini. Da lì si svolta in via Sabaus. Poi si seguono le indicazioni, quindi si svolta prima a sinistra e dopo pochi passi a destra. Da qui, per arrivare alla cascata del Pac, ci si impiega circa 40 minuti. Si percorre un tratto di strada sterrata per poi raggiungere il sentiero delimitato da questo cartello e si prosegue lungo uno stretto sentiero che si addentra nella natura più incontaminata. Per questo itinerario è indispensabile prestare una grande attenzione, soprattutto perché la strada in discesa è disconnessa e a tratti può risultare anche scivolosa. E proprio qui, nel bel mezzo della natura più incontaminata, ecco la cascata del Pac. Ora, a poca distanza, andiamo a vedere un lago turchese dai colori indimenticabili. Siamo a Lamon, in provincia di Vicenza, nel Veneto, dove ciò che vedrete è paragonabile ad un fiordo norvegese. Ad anello ha una lunghezza di circa 11 km e un dislivello complessivo di 500 metri. Le coordinate precise dell'inizio del percorso ve le indico qui sotto. Dopo il ponte Serra si sale verso Lamon e direttamente al primo tornante si trova questa strada sterrata che arriva fino alla galleria. Dopo aver percorso la galleria siamo arrivati alla diga del Senaiga. Questa diga è stata costruita a forma d'arco per una ragione essenziale. Utilizza infatti un'invenzione risalente all'impero romano, le cui tracce si trovano anche sul ponte della via Claudia Augusta, che passava proprio per Lamon. Il nostro giro prosegue costeggiando il lago e i panorami sicuramente non mancano. Passo dopo passo si entra nel cuore naturale di questo posto. Ed ecco in lontananza il ponte tibetano sospeso. Già solo guardandolo, da qui, mi emoziona. È immerso in questa valle incantata e troneggia con la sua altezza che emoziona tutti coloro che lo percorrono perché ondeggia leggermente e ti fa sentire un po' instabile. Ora ci spostiamo di qualche chilometro fino ad arrivare al paesino di Lamon. Qui andremo a vedere una tra le cascate più belle e nascoste di tutto il Veneto. È la cascata del Saltò. E più il sentiero prosegue, più ci si immerge in questa natura incontaminata. Arrivati in località coste, lasciamo il sentiero T18 per il T13 fino al torrente Senaiga, per poi arrivare alla grotta di San Donato sulle tracce dell'orso preistorico. È un esemplare di orso speleo che, con un peso di quasi 1 tonnellata, poteva raggiungere un'altezza di 3,5 metri. Ora siamo nella parte più bella di tutto il percorso. Siamo in località San Donato.
Qui il cartello indica che il sentiero è per escursionisti ed è privo di protezioni. Questo è un posto nascosto, poco conosciuto, fatto di ponti sospesi con i quali raggiungo ambienti diversi, a volte paragonabili davvero ad ambientazioni giurassiche. E più mi inoltro, più sento il rumore della potente cascata che come un ruggito si fa notare già in lontananza. L'emozione sale vertiginosamente perché so che dietro quest'angolo mi sta aspettando davvero uno dei più grandi spettacoli di tutto il Veneto. Questa è la cascata del Saltone. Siamo nel confine tra il Veneto e il Trentino, nel cuore del Parco delle Dolomiti Bellunesi, in una valle speciale, parte della quale forma un canyon scavato da un fiume, il fiume Mis. Vedremo fotogenici laghetti azzurri dalle forme e dai colori spettacolari. Raggiungeremo una cascata tra le più emozionanti che io abbia mai visto. Questo è il parcheggio. Per arrivare qui, impostate sul navigatore Parcheggio Soffia o seguite le coordinate qui sotto. Dal parcheggio alle cascate ci si impiega solamente 5 minuti e c'è anche un bar-ristoro. Stiamo quasi per arrivare, sento il fragore della cascata in lontananza e l'emozione sale. Torniamo nei nostri passi, raggiungiamo il parcheggio e oltrepassiamo il ponte per arrivare al grande spettacolo dei Cadini del Brenton. Allora qui l'accesso è di 2 euro, quando però qui è aperto. Quindi oggi non è aperto e l'entrata è gratuita. Il sentiero è breve, facile e curato. In 5 minuti si arriva di fronte a questa meraviglia. Guardate che spettacolo, queste pozze naturali scavate nella roccia dal fiume Brenton. Si chiamano in gergo marmitte di evorsione e si formano per 2 motivi essenziali. Il primo è dato dai sedimenti che vengono trasportati dalla corrente sfregando le pareti della roccia, le plasmano, soprattutto durante i periodi di forti piogge. Questo è lo stesso fenomeno che abbiamo osservato anche a Vastagna con le cascate Caglioroni, di cui vi ho parlato in un video precedente. Bene ragazzi, anche questa avventura vissuta assieme si è conclusa. Abbiamo visto dei posti davvero spettacolari. Se questo viaggio vi è piaciuto e volete accompagnarmi anche nel prossimo, supportatemi con un like, campanella e seguite il canale.